quanto sei bella Roma, quando è sera, ma quando sei bella Roma, non quando, ma quanto, quando è estate, è il 4 agosto, se ne andiamo al mare, ma io non te lascerei, sei tutta vuota e non ci fai mai vedere così, sei tutta vuota, soprattutto perché mia moglie sta al mare per me. Sto scherzando, sono un po' pierino. Vado con la Big e Band alla Termini a salutare il patriarca patriarca. Come nel 1930 li salutiamo al treno. Siamo gente dei valori, siamo gente delle tradizioni. E le scortine stazzicano tutte per Roma. In questo periodo di crisi. Io e i miei figli in giro per la capitale, passa uno e dice una cosa che non va bene, io vado lì e dico, gli tiro un destro e mi cade vedi come Gesù Cristo, e il sangue tolitri, gli ho frantumato le mucose, questo è Mario Brega, i figli mi fa, che è successo papà? Niente, andiamo a comprare scarpe. E questo è il parco dei principi. Guarda con me. Secondo te sto male. E questa è la casa della mignotta del romanzo criminale. Gli era in testa tardanti per levare la telefonata e te credo che ci sei levata, me ce ne tornavo pure io la bocca. E allora sì, viva la vita. Sono un po' felice. Poi vai a Barcellona a lavorare nei pub e a lavare i piatti, no, costruire a sé e la famiglia. La vita è una cosa meravigliosa e bisogna coinvolgere questi ragazzi che sono un po' depressi da ultimi 15 anni passati dopo quelle pazze di torri gemelle. Non hanno la funzione euforia, non hanno la funzione ottimismo, non hanno la funzione prospettive, e se noi gliela apriamo noi quella finestra cerebrale, temporale, come gliela apriamo? Essendo un genitore pazzo, anche sì, viva la vita, siamo